Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È stata sciolta per infiltrazione mafiosa l'amministrazione comunale di Borgia. Il provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri è stato ufficializzato proprio mentre l'ormai ex sindaco della cittadina Domenico Riillo stava tenendo una conferenza stampa. La decisione è stata presa perché la commissione di accesso avrebbe accertato forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Per Riillo si tratta di una decisione assurda ed ha annunciato il ricorso al TAR. Sono cadute le accuse nei confronti dell'ex ministro all'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio e dell'ex assessore regionale all'ambiente Diego Tommasi nell'ambito dell'indagine Energopolis sulla costruzione della centrale turbogas di Scandale. Il Tribunale dei Ministri di Catanzaro infatti ha archiviato i fascicoli aperti contro i due esponenti politici che dovevano rispondere di tentata concussione ritenendo le accuse infondate. I due erano stati tirati in ballo da Egidio Pastore e Antonio Principe. Protestano vibratamente gli amministratori che vedono sottrarsi dai tagli imposti alla sanità dal piano di rientro del debito le strutture già esistenti, ritenute essenziali per i cittadini. È il caso di Roiano, dove il sindaco si mette a capo della protesta per difendere il pronto soccorso. A Trebisace poi il coordinamento pro ospedale ha presentato una class action per mancata assistenza sanitaria per la paventata chiusura di 2 reparti del Chidi Chimico. Intanto il governatore Scopelliti è stato invitato dal governo a far presto sui debiti. Domenica mattina presso la prefettura di Catanzaro sarà affidato l'incarico per l'effettuazione dell'autopsia sul cadavere del 26enne Nicola Duro, idraulico ucciso giovedì sera davanti ad una ricevitoria dell'8 in viale Isonzo, con 6 colpi di pistola 9x21. L'esito dell'esame autoptico potrà aggiungere dettagli utili a far luce sul delitto. I poliziotti della divisione pass della questura nel corso di un controllo hanno sequestrato ieri 7 videogiochi in una ricevitoria tabacchi di Reggio Calabria. Al titolare del locale sono state elevate sanzioni amministrative perché era privo delle autorizzazioni per l'installazione degli apparecchi, della licenza per l'attività di scommesse e della tabella giochi proibiti, che necessariamente deve essere affissa all'interno dell'esercizio. Rodolfo Ruperti è il nuovo capo della squadra mobile della questura di Catanzaro. Il 45enne crotonese arriva da Caserta, dove ha seguito molte inchieste sulla camorra e sul clan dei Casalesi in particolare. In passato ha diretto il commissariato di Palmi nel Regino, prima di dirigere per 7 anni la squadra mobile di Vibo Valencia, maturando una notevole esperienza nella lotta alla criminalità. Si è svolta ieri la conferenza di presentazione del neoeletto presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Provinciali di Catanzaro, Mario Majorana, imprenditore agricolo della Piana di Lamezia. Eletto all'unanimità dagli 82 delegati dell'assemblea elettiva, Majorana è titolare dell'azienda vivaistica viticola più importante del Mezzogiorno d'Italia. Nell'esporre la sua presentazione ha subito ribadito la piena condivisione del nuovo corso avviato dalla CIA e l'importanza strategica dell'assegnazione del ruolo di rappresentanza agli agricoltori. Questa mattina presso il centro anziani di via Firenze a Crotone, il sindaco e l'assessore agli affari sociali hanno preso parte alla cerimonia nel corso della quale è stata scoperta una targa intestata alla mistica di Paravati Natuzza Evolo. Erano presenti inoltre Don Pino Covelli, rappresentante dei gruppi di preghieri di Natuzza nel Crotonese, il ministro della fondazione Don Michele Cordiano accompagnato dal presidente Don Pasquale Barone, il gruppo di preghiere di Natuzza e gli anziani del centro. Il ministro Andrea Ronchi ha preso parte ieri al convegno della FIDAPA di Reggio Calabria sul pluriverso della cultura e l'armonia dei linguaggi nell'area mediterranea. Presso il Palazzo della Provincia Ronchi ha reso omaggio alla terra che lo ospita e ha dimostrato di conoscere le cose regine. Presenti tra gli altri Giuseppe Tuccio, moderatore dell'incontro, il governatore Giuseppe Scopelliti, Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea. Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Giuseppe Gaiotti, ha illustrato la 22esima edizione di Appuntamento in Adriatico, Ionio, Tirreno e Malta, evento sportivo dedicato agli amanti del mare, che ha l'obiettivo di promuovere e diffondere la ricchezza delle nostre coste e la cultura della pace. La regata velica, partita da Rimini il 3 giugno scorso e che farà ritorno a Venezia il 12, toccherà i maggiori porti italiani e arriverà in Calabria il 22 giugno al porto turistico di Cetraro. Il 16 e 17 luglio sarà nei porti dei laghi di Sibari e Corigliano Calabro.
È nata Cardio Web TV, la prima televisione online in Italia dedicata alle malattie cardiovascolari, creata dalla cardiologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro con la collaborazione tecnica del personale del Centro Elaborazione Dati dell'Ateneo del capoluogo. Il progetto è stato presentato ieri mattina da Ciro Indolfi, direttore della cattedra di cardiologia dell'Università Magna Grecia e ideatore della Cardio Web TV. 3 i canali: cardiologia clinica, emodinamica, aritmologia e cardiostimolazione.